Per limitare i contagi del coronavirus, sempre più paesi limitano la libertà di circolazione delle persone. La Duma ha votato la nuova Costituzione che consente a Vladimir Putin di continuare a guidare la Russia. In Romania con i volontari che lavorano per dare un futuro ai bambini di strada di Bucarest. Che sia fatta luce, film del regista Marko Škop sulle formazioni paramilitari di estrema destra in Slovacchia. In Slovenia il ritrovamento di una meteorite ha scatenato le fantasie dei bambini, ma anche le speranze dei ricercatori. Il coronavirus in Europa, una minaccia sanitaria ma anche una catastrofe economica e sociale. Gli occhi di tutto il continente sono rivolti al nostro paese, la prima linea della lotta per limitare questa malattia. Cara Italia, cari italiani, in questo momento così difficile vorrei dire a tutti voi che lottate contro il virus, che non siete soli. Il Covid-19 ha di fatto cancellato Schengen, la libertà di circolazione tra i vari stati. L'Austria ha reintrodotto ufficialmente i controlli di frontiera. I decreti hanno una validità di 10 giorni, mentre i treni passeggeri e i voli di linea verso e dall'Italia sono sospesi fino al 3 aprile. Vienna ha inoltre annunciato la chiusura dei valichi secondari con l'Italia in Carinzia. I controlli sono severi. Facciamo una controllo della temperatura, ma solo per i camionisti. Le persone private che entrano devono avere un attestato che dice che non hanno questo virus. È giusto che lo facciano, se serve a prevenire perché no, ci mancherebbe. Allarme anche in Slovenia, anche qui i primi casi registrati sono state persone che hanno soggiornato nell'Italia settentrionale. Il governo sloveno dimissionario ha deciso di chiudere tutti i valichi di frontiera secondari e di lasciare aperti soltanto quelli principali, 6 in tutto. Non è una chiusura totale del confine, bisogna però impedire l'arrivo e il passaggio nel nostro stato di persone contagiate. Abbiamo visto che l'Italia ha esteso i divieti a tutta la nazione, ma purtroppo le persone non rispettano queste disposizioni. Per questo dobbiamo proibire gli arrivi e i passaggi. Se vogliamo mantenere la situazione sotto controllo, la chiusura del confine è un atto inevitabile. L'entrata in Slovenia è consentita ai cittadini sloveni, ai residenti e anche a coloro che sono in possesso di un certificato non più vecchio di 3 giorni che prova la negatività al coronavirus. Chi non sarà in possesso del certificato medico potrà entrare comunque in Slovenia se avrà una temperatura inferiore a 37,5 gradi e non mostrerà chiari sintomi influenzali. Anche la Croazia ha imposto misure drastiche alle frontiere. Chiunque arrivi dall'Italia dovrà sottoporsi ad una quarantena preventiva di 2 settimane. I cittadini croati o gli stranieri residenti in Croazia potranno rimanere in quarantena a casa propria. Interrotte le linee di traghetti tra la Dalmazia e l'Italia, in Istria, la regione più vicina all'Italia, sono state chiuse anche le scuole. Primi casi di coronavirus anche in Albania, anche in questo caso si tratta di persone provenienti dall'Italia. Il governo di Tirana ha sospeso i voli con il nord Italia, le persone provenienti dalle zone rosse sono obbligate all'autoisolamento. Sospesa anche la navigazione dei traghetti. Il governo di Tirana ha anche deciso di chiudere per 2 settimane tutte le scuole. Scuole chiuse anche in 3 regioni della Grecia, la pazienza dei genitori. Siamo preoccupati per tutti, che cosa possiamo dire? Tutti hanno paura ed è meglio chiudere le scuole per la sicurezza di ognuno di noi. La Serbia ha vietato l'ingresso nel paese alle persone provenienti da paesi con un alto numero di contagi. 10 passeggeri provenienti da Bergamo all'aeroporto di Niš sono stati respinti e costretti a tornare in Lombardia con il volo successivo. Anche il governo ungherese ha predisposto controlli più severi ai confini. L'esecutivo magiaro ha decretato la chiusura temporanea di università, teatri e cinema. Attività culturali sospese, scuole primarie e secondarie chiuse anche in Repubblica Ceca, dove a Praga tra i contagiati c'è anche un guidatore di taxi. In ogni paese l'obiettivo è garantire la funzionalità dei sistemi sanitari. Конституцию Российской Федерации. Putin ha giocato d'anticipo. La prima mossa a sorpresa è stata annunciata nel discorso alla nazione del 15 gennaio, non a caso trasmesso in diretta anche per le strade di tutta la Russia.
cambio di governo via Medvedev dentro il neo-premier Mishustin, ma soprattutto riforma della Costituzione. Il sospetto fin da subito è stato che il capo del Cremlino volesse rimodellare gli assetti istituzionali per restare al potere anche dopo il 2024, quando scadrà il suo quarto mandato da presidente. Il 10 marzo il secondo colpo di scena con l'approvazione da parte della Duma, la Camera bassa del Parlamento russo, di un emendamento presentato da Valentina Tereshkova, prima donna nel 1963 a volare nello spazio. L'ex astronauta, deputata del partito di maggioranza Russia Unita, ha ottenuto di riazzerare il conteggio dei mandati di Putin in qualità di capo dello Stato. Lui, in un discorso in cui ha ricordato il bisogno di un leader forte e di una verticale del potere per guidare il paese, ha aperto a questa opzione, a patto che la decisione venga approvata dalla Corte Costituzionale e dai russi, con una consultazione popolare programmata per il 22 aprile. In questo modo, Putin potrebbe restare al potere fino al 2036, a 84 anni d'età. Le autorità stanno trattando la Costituzione come carta igienica, è il grido d'allarme di Tania rivolto all'opposizione extraparlamentare che è stata presa in contropiede. In realtà ci sono state manifestazioni in difesa della Costituzione, testo sbandierato anche la scorsa estate dagli attivisti antigovernativi, con in testa la giovanissima Olga Misik per ricordare ai poliziotti il diritto di riunirsi liberamente. È mancato però il supporto decisivo, convinto di Alexei Navalny, considerato il principale avversario di Putin. Per il blogger anticorruzione, il problema non può essere la difesa di un testo adottato nel 1993 dopo l'intervento armato ordinato dall'allora presidente Yeltsin contro i parlamentari assediati all'interno della Casa Bianca. L'attuale legge fondamentale dello Stato ha finora permesso a Putin di governare incontrastato. Il problema vero, secondo Navalny, è la sua permanenza al potere. Il leader carismatico però ha sfilato con il resto dell'opposizione il 29 febbraio durante la marcia in memoria di Boris Nemtsov, il politico liberale ucciso 5 anni fa su un ponte a pochi passi dal Cremlino. Stavolta la manifestazione è diventata anche un'occasione per contestare il nuovo piano di Putin. Sono qui non solo per ricordare Nemtsov, specifica infatti Yevgenia, ma perché il potere di Putin vuole essere eterno. Gli emendamenti alla Costituzione passeranno sicuramente, purtroppo non ci possiamo fare niente. Cosa succederà con il piano di riforma della Costituzione? Chiedo anche a Olga, che è giurista. Le letture alla Duma e in Senato andranno avanti senza nessun ostacolo, risponde. Tutti gli emendamenti saranno sicuramente approvati perché in Parlamento votano l'intero pacchetto e quindi non c'è spazio neppure per una vera discussione. Una critica che Putin ha cercato di contrastare aprendo un dialogo con i rappresentanti dei gruppi parlamentari e della società civile, incluse personalità del mondo del cinema e dello sport. Yelena Isinbayeva, ex campionessa di salto con l'asta, ha fatto sorridere il presidente quando ha ammesso di aver letto per la prima volta la Costituzione e di averla trovata bellissima. Il risultato di questi incontri è stata una lista di nuove proposte da inserire, come il riferimento a Dio, al matrimonio come unione solo tra uomo e donna e il divieto perpetuo di cedere parti del territorio russo, siano la Crimea, strappata all'Ucraina, o le isole Kurili, rivendicate dal Giappone. Lo sforzo è quello di far apparire i cambiamenti come voluti o almeno condivisi dalla maggior parte del paese, ma c'è chi comunque si sente tagliato fuori e ci vede un tentativo di sviare l'attenzione dalle vere difficoltà del paese. La Russia va salvata perché i problemi sono tanti e gravi, sostiene Alexandr. Putin però si sta occupando d'altro, non di migliorare per esempio il tenore di vita di chi vive lontano da Mosca. Fuori dalla capitale la situazione è disastrosa. Una signora è diventata famosa nelle scorse settimane per aver osato affrontare il presidente, chiedendogli come fare a sopravvivere con soli 150 euro al mese. Penso sia molto difficile, è stata la risposta un po' imbarazzata, ma stiamo cercando di migliorare la situazione. Prima però bisognerà dare un orizzonte sicuro al paese, garantirgli stabilità nei decenni a venire. Dopo il fallimento di un tentativo di unione con la Bielorussia, creando un nuovo Stato e un'altra poltrona da presidente, Putin punta adesso sulla nuova Costituzione. Il capo del Cremlino ha cambiato strategia e questa volta, giocando in contropiede, si appresta a segnare un gol a porta vuota. Giocolieri, acrobati, ballerini, musicisti. Fino a poco tempo fa vivevano nei canali di riscaldamento delle fogne di Bucarest. Il governo rumeno ha messo fine a questa vergogna da un anno, chiudendo definitivamente i canali. A fronte di qualcuno che ha trovato riparo nei locali della Fondazione Parada, che da più di 20 anni è impegnata nel sottrarre i ragazzi alla strada, per altri centinaia di giovani, la situazione è fuori controllo. Si stima che in 1200 dormano in case abbandonate, negli androni dei portoni, nei vari ghetti della città. Sfuggire al richiamo e al rifugio nella droga è praticamente impossibile.
Il fenomeno della colla sniffata è ancora di agghiacciante attualità. L'emergenza principale che c'è adesso e che ci sarà molto probabilmente anche nei prossimi anni purtroppo è quella legata alla diffusione delle droghe pesanti e soprattutto agli effetti delle droghe pesanti. Stimiamo che circa l'80% dei ragazzi con cui lavoriamo oggi sia in qualche modo sieropositivo, epatiti, più tutta un'altra serie di patologie. Il centro diurno della Fondazione Parada è un'isola felice. Qui si trovano accoglienza e nuove prospettive di vita. Sono arrivato in questo centro 12 anni fa, sul consiglio di un amico. All'inizio non volevo nemmeno venirci, ma poi piano piano ho preso fiducia e oggi mi occupo di spettacoli, studio e frequento tutte le attività che il centro organizza. La Fondazione però chiede agli ospiti impegni precisi. Puoi beneficiare dei servizi del centro nel tempo, basta che tu aderisci a un minimo di programma che può essere la scuola, il circo. Aiutati naturalmente dai volontari della Fondazione. È un giusto approccio verso la società. Questi ragazzi vengono marginalizzati, perciò quello che stanno facendo la società cerchiamo di rindizzare un po', cioè aggiustarlo. Perché la società tende sempre ad ignorare e di non vedere i problemi che esistono davvero. Il circo, come la scuola o altro genere di attività, diventano occasioni per stare insieme e per capire che c'è un mondo oltre la strada. Sono Tania e qui nella Fondazione Parada mi prendo cura di questi ragazzi. Li faccio allenare e in base al loro talento li avvio a precisi percorsi di formazione, utili a capire in un secondo momento che tipo di opportunità possano aprirsi. Non è questo il nostro scopo di farli diventare artisti, è solo un modo, cioè un metodo di inserimento. Così si incontrano, imparano, ci sono delle regole, piuttosto di stare in strada, sniffare la cola o vivere sparsi per la città, vengono qua, hanno una struttura, loro sono contenti e noi siamo felici. Regole, ma anche progetti. La prima cosa che voglio è andare via dalla strada. Quello che desidero è avere una vita normale come tutti, avere una casa e lavorare. Vorrei fare il meccanico. Anche la Fondazione ha i suoi progetti. Tra questi una nuova struttura a pochi chilometri da Bucarest con camere che possano ospitare chi si è affidato ai volontari della Parada che, come sempre, confidano nei generosi finanziamenti dall'Italia. In tutti questi anni abbiamo ricevuto grossi sostegni dall'Italia, sia dal punto di vista economico ma soprattutto anche, che sembra una banalità, affettivo. Molti dei nostri ragazzi abbiamo organizzato varie tournée in Italia. Negli anni si sono creati anche dei legami forti con alcuni territori e alcune famiglie, tanto che abbiamo avuto per esempio molti dei nostri ragazzi che negli anni si sono trasferiti a vivere in Italia, con progetti di integrazione direi quasi tutti molto molto ben riusciti, il lavoro, la famiglia. Milan, tutto sommato, è un bravo uomo, fa un lavoro duro e lontano da casa in Germania per mantenere i 3 figli rimasti con la madre in Orava, nel nord della Slovacchia. Tornato per le vacanze di Natale ritrova il più grande, Adam, ormai adolescente. Una storia che prima o poi ogni genitore conosce, fatta di silenzi e risposte a monosillabi, ore chiuso al cellulare in camera e uscite serali con amici mai visti prima. Nulla di strano fino a quando non si scopre che il giovane è entrato nella Guardia, un gruppo paramilitare nato, spiegano i membri, per difendere la patria. Una realtà legata a doppio filo con la galassia dell'estrema destra, ha spiegato il regista Marco Scop durante la presentazione del film Let There Be Light al Trieste Film Festival, dove si è aggiudicato il premio dell'iniziativa centroeuropea. Quando ho iniziato a scrivere il copione, al centro della storia c'era il tema dell'educazione e della crescita dei figli. Volevo parlare delle famiglie in cui uno dei genitori è lontano per ragioni economiche, un argomento di grande attualità in Slovacchia. Nello stesso periodo è esploso il problema dei gruppi paramilitari, esistono davvero nel nostro paese, e ho voluto occuparmi anche di questo fenomeno. I due temi sono connessi. I bambini devono costruire la loro identità, cercano qualcuno che indichi loro la strada, e se i genitori non sono presenti, l'indottrinamento di alcuni gruppi può avere la meglio.
Sarà il suicidio di uno dei ragazzi della guardia a sconvolgere gli assetti della famiglia. Sullo sfondo un nonno violento, autoritario e nostalgico del regime fascista del cardinale Tisso, governo fantoccio dei nazisti, mentre il parroco del paese si adopera per mettere a tacere l'accaduto sotto una coltre di omertà. Anche lo stesso Milan, onesto lavoratore, coltiva una passione per pistole e fucili, insieme a un'ostilità nei confronti degli immigrati e di presunti complotti globali. There are also priests in our contemporary times. Ancora oggi ci sono preti nostalgici del regime e simpatizzanti dell'estrema destra, anche nell'apparato statale, nell'esercito o nella polizia ce ne sono. Vorrei poter dire che si tratta di una grande minoranza, ma dobbiamo essere realisti. I sondaggi danno il partito Slovacchia Nostra di ispirazione neofascista secondo alle prossime elezioni. On the second place is a far-right party. Let There Be Light, sia fatta la luce, è stato scelto dalla Slovacchia per la corsa agli Oscar grazie agli encomi della critica e al successo al botteghino. E se il film ha contribuito ad aprire un dibattito sulla realtà dei gruppi paramilitari del paese, su internet, nelle piattaforme che spesso fanno da brodo di coltura alla propaganda estremista, le cose sono andate diversamente. It happened especially on the internet. Controversie ci sono state soprattutto in rete, sui social media. Su YouTube, sotto il trailer, sono stati postati numerosi messaggi d'odio. In molti non avevano neanche visto il film, ne avevano solo letto e immediatamente sono partiti commenti come «La mia pistola è pronta per te». Ma questo è il mondo in cui viviamo, con cui si confrontano Stati Uniti, Gran Bretagna, Italia, Francia. Parlare di questi pericoli è cruciale, soprattutto per il pubblico più giovane. Possibilities of danger is extremely crucial, especially for young audiences. Una palla di fuoco vista in Slovenia, Croazia, ma anche nel nord dell'Italia la mattina dello scorso 28 febbraio. Un'esplosione al confine tra la Slovenia e la Croazia, tra Novo Mesto e Zagabria. L'esplosione nel cielo del meteoroide fu filmata da Tomislav Car, che stava percorrendo con la sua auto una delle vie d'accesso a Zagabria. Ed eccolo qui un pezzo del bolide che si è frantumato a circa 34 km d'altezza. Ce lo presenta il geologo Michał Jeršek del Museo di Storia Naturale di Lubiana. A trovarlo davanti a casa sua è stato Gregor Kos a Prečna nel sud della Slovenia. Lo ha notato perché gli scienziati sloveni e la rivista astronomica Spico nella zona di Novo Mesto hanno organizzato una grande ricerca per trovare pezzi del meteoroide. Battute con numerosi volontari, molti giovanissimi, animati dall'amore per la scienza, ma anche da una gioia ludica, dalla speranza inconfessata di trovare la kriptonite come Superman, un'esperienza che porta molti bambini ad avvicinarsi alle scienze naturali. Questa meteorite ha prodotto eccitazione e felicità. Dal punto di vista scientifico si tratta di una condrite, una meteorite piuttosto comune, una massa di 203 grammi. Si tratta però del primo pezzo ritrovato dell'asteroide caduta pochi giorni fa, un fenomeno che è stato per nostra fortuna molto bene documentato. Questo è solo uno dei frammenti del meteoroide. State ancora cercando altre meteoriti? Sì, certamente. Il filmato dell'esplosione mostrava chiaramente una frammentazione del meteoroide. Anche questo pezzo indica che c'è stata una frammentazione. Vediamo che solo una parte di questo pezzo è bruciato. È la parte esterna bruciata del corpo cosmico. Per questo esiste la speranza di poter trovare altre meteoriti, forse anche un po' più grandi di questa. Jeršek ci mostra anche come si fa a distinguere una meteorite da un sasso, diciamo, comune, terrestre. Nella meteorite c'è una parte rocciosa e una componente di metallo magnetizzata che riesce a far muovere l'ago di una bussola. Queste meteoriti hanno la stessa età del nostro sistema solare, 4 miliardi e mezzo di anni. Dalla loro formazione a oggi non sono cambiate, mentre le rocce che troviamo sulla Terra sono in costante trasformazione. Analizzando questi corpi celesti riusciamo a capire come si è formato il nostro sistema solare. Per questo ogni ritrovamento di meteorite è per noi geologi e astronomi estremamente importante. Ci consente di avere uno sguardo sui meccanismi che hanno formato il nostro pianeta, la Terra su cui viviamo.
La meteorite sarà inviata in Italia per delle analisi anche nel laboratorio sotto il Gran Sasso, dove grazie alla profondità è possibile misurare la radioattività del corpo celeste, una radioattività minima al limite del misurabile.